Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale domenicale di Tele4. Iniziamo con la cronaca. Un 14enne è stato rapinato da un gruppo di adolescenti all'esterno del centro commerciale Il Giulia a Trieste. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Le indagini sono affidate al comando provinciale dei Carabinieri. Accerchiato da 6 giovani e rapinato di quanto aveva in tasca all'esterno del centro commerciale Il Giulia a Trieste. E quanto successo a un 14enne italiano non residente in città, uscito da poco dal foro commerciale dove si era intrattenuto per alcuni acquisti. Il giovane, in evidente stato di shock, ha allertato i carabinieri poco prima delle 18 di ieri, sabato 17 maggio. Sul posto, oltre a una pattuglia dei militari di Via dell'Istria, è arrivata in breve anche la madre del ragazzo, che ha riferito come la baby gang fosse composta di giovani apparentemente della sua stessa età, ma che non conosceva. Non è ancora chiaro se si trattasse di italiani o stranieri. L'unica certezza è che il gruppo di adolescenti l'ha preso a male parole, poi gli ha chiesto di consegnare i soldi, poi uno degli aggressori lo ha spintonato a terra, mentre un secondo lo derubava dei 40 euro che aveva all'interno del portafogli. Ancora una volta risulteranno decisive le immagini del circuito di sorveglianza, non solo per ricostruire esattamente l'episodio, ma soprattutto per mettere gli investigatori dell'arma sulle tracce dei responsabili, contando eventualmente in precedenti di uno o più soggetti per l'identificazione. Quanto mai importante è anche una ricostruzione più a freddo della vittima della rapina, che deve ancora formalizzare la denuncia. Lo stato di agitazione in cui si trovava quando è stato sentito, infatti, non ha aiutato a una ricostruzione nei minimi dettagli. Proprio in questi giorni, sia a Trieste che a Muggia, sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine per contrastare fenomeni come questo. Solo un paio di settimane fa, un fatto analogo era avvenuto in via Flavia di fronte al McDonald's, con un'altra rapina consumata per pochi spiccioli e una bici. Per chi la subisce, però, una paura che non si scorda più. Allora, altri due fatti di cronaca. Il primo segnalato ancora dai carabinieri in Scala Santa, dove c'è stato un tentato furto in un'abitazione, in una villa in fase di ristrutturazione. La denunciante ha spiegato ai carabinieri di aver trovato la porta d'ingresso della sua abitazione forzata. I ladri sono entrati all'interno ma non hanno trovato nulla di valore, proprio perché la villa era in fase di ristrutturazione. Durante le operazioni di perlustrazione da parte dei carabinieri non sono state trovate tracce utili né telecamere di sorveglianza per eventualmente identificare i responsabili. L'altro fatto di cronaca ci è appena stato comunicato. Vediamo la foto di questo incidente stradale avvenuto in mattinata alle 10:30 all'angolo tra via Roma e via Milano. Incidente tra due auto, intervenuta l'ambulanza, 3 feriti lievi, solo una donna di 53 anni è stata trasportata comunque in codice verde all'ospedale di Cattinara. Problemi ovviamente al traffico perché la via è rimasta bloccata per i rilievi. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Ora le immagini di una curiosità, la grandinata notturna poco dopo le 4 del mattino. Queste immagini, questi scatti fotografici ci sono stati inviati da un telespettatore di via Paisiello a Poggi Sant'Anna, nella periferia est della città. Via Paisiello imbiancata, sembra quasi neve, invece ovviamente è grandine per il forte temporale notturno che ha investito la periferia est della città. Ed ora un'altra notizia legata alla sanità. L'assessore regionale Riccardo Riccardi, che ha auspicato interventi, misure urgenti per rendere il Friuli Venezia Giulia attrattivo per i nuovi infermieri in arrivo da altre regioni italiane. Come sapete il Friuli Venezia Giulia è in una situazione di carenza di figure infermieristiche. Da qui questa comunicazione fatta dallo stesso Riccardi in mattinata nel corso dell'incontro con i presidenti degli ordini delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. Ha aggiunto: è necessario sostenere gli infermieri che desiderano trasferirsi nella nostra regione. Attenzione però a considerarlo un intervento risolutivo. La modalità di diciamo così, mobilità degli infermieri nord-sud presenta dimensioni molto diverse rispetto al passato. Ne parleremo meglio nel nostro telegiornale di questa sera, in cui parleremo anche del
del vertice di maggioranza regionale del centrodestra dopo le parole del ministro Luca Ciriani, che hanno creato un certo sconquasso nella coalizione di centrodestra. Verifica nel pomeriggio, possibile rimpasto, vi daremo le notizie questa sera all'interno del telegiornale delle 19:30. Apriamo ora una lunga pagina sportiva che si apre naturalmente con la salvezza della Triestina conquistata a Rocco, 0-0 anche la partita di ritorno con il Caldiero e finalmente si è potuto festeggiare. La Triestina è salva, il doppio 0-0 è quanto basta alla squadra di Tesser per far esplodere la festa a Rocco. Uno sfogo, una liberazione dopo una stagione sulle montagne russe. Un campionato che a dicembre sembrava già pregiudicato quando l'Unione aveva soli 6 punti in classifica con già uno di penalizzazione. Poi, con il ritorno del tecnico di Montebelluna, l'incredibile rimonta che avrebbe salvato la formazione direttamente in stagione regolare, ma la nuova scure di 4 punti di penalità per i mancati pagamenti della società ha reso necessario salvarsi una seconda volta. Non era facile davanti al pubblico di casa, in uno stadio che spesso in passato non aveva portato fortuna, ma questo gruppo ce l'ha fatta. La cronaca del match col Caldiero prende le mosse con un triangolo non chiuso fra Correi e Cortinovis, con il capitano che arriva a un soffio dal beffare il portiere. Al 13° gli ospiti battono un colpo con Filiciotto che calcia da lontano sugli sviluppi di un corner. 3 minuti più tardi, bello spunto di Cortinovis che viene fermato in 2 tempi dal portiere. Il primo tempo non regala ulteriori particolari emozioni, il solo Ross deve fare attenzione su un corner sul finire dei primi 45 minuti. Nella ripresa Tesser sostituisce Fiordilino e Udo inserendo Brahim e Vertainen poco prima dell'ora di gioco. La prima occasione è ghiottissima quando il pallone del terzino ospite sbatte sulle spalle di Vertainen, materializzando un assist involontario per Olivieri che serve in area il finlandese che in scivolata non riesce a imprimere forza al tiro. La Triestina sale di colpi con la bella combinazione sulla destra fra Vertainen, Olivieri e Cortinovis, ma il trequartista non trova la porta. Poco dopo Ross deve mettere ordine in area sul primo di una serie di calci d'angolo avversari. Al 77° l'occasionissima, il neoentrato Cancellieri serve Ionizza da solo davanti al portiere, ma il colpo di testa non è preciso e la possibilità di passare in vantaggio sfuma. I fantasmi di una possibile beffa appaiono a Valmaura all'89° quando un colpo di testa di Caccavò su corner spaventa i tifosi. Nei 4 minuti di recupero va segnalata la mischia selvaggia nell'area dell'Unione per l'ennesimo calcio dalla bandierina del Caldiero. La formazione di casa in qualche modo ne esce e quasi inaspettatamente trova Olivieri da solo in contropiede con la possibilità di chiudere in bellezza. L'attaccante per poco non trova la porta con Crespi fuori dai pali. Poi il dolcissimo suono del triplice fischio finale ed è tempo di fare festa, di condividere l'obiettivo raggiunto, abbracciando forte la Labarda che tutti abbiamo nel cuore. E dunque l'omaggio a Mister Tesser che, vi dico sin d'ora, sarà ospite domani sera alle 21:10 al Caffè dello Sport, omaggio tributato al Mister da parte dei tifosi, della squadra e della stampa. Cosa rappresenta a me la felicità di aver contribuito, perché ci sono i ragazzi, c'è il mio staff, ci sono magazzinieri, fisioterapisti, tutta gente che ci lavora attorno, a portare la Triestina alla salvezza e aver fatto questo risultato è una cosa importante, perché Trieste non merita che lotti per la 4ª serie. E non centrare l'obiettivo so che sarebbe stato un qualcosa di particolarmente difficile e duro per tutto. È una grande soddisfazione, forse più di vincere un campionato. L'incoscienza mia, che ho convinto i miei collaboratori,
a prendere questa squadra quando aveva 6 punti in classifica, 7 fatti sul campo dopo 16 partite, dovendo affrontare Padova, Vicenza e Novara, primo, secondo e quinto in classifica. Più volte ho ribadito anche recentemente qua che quei punti fatti all'inizio sono stati determinanti per poi poter raggiungere la salvezza. Ringrazio i miei calciatori, mi hanno dato tutto, con impegno, con serietà, con professionalità. Non ho mai avuto nessun problema in spogliatoio per un giorno. Dove vai? Ecco cosa dicevi, vedi? Non ho vestiti per cambiarmi. Ecco cosa vedi, ecco. È la testimonianza, stavo parlando bene, no? Adesso mi tocca cambiare. Adesso devo cambiare idea. No. Tutti quanti che hanno partecipato, credetemi fino in fondo, perché non è stato semplice. Con le problematiche che voi sapete bene, e non voglio mettere il dito sulla piaga, non lo farò. Però gestire col pensiero che ogni mese potesse succedere qualcosa non è stato facile per loro, che vanno in campo, che hanno famiglie, che hanno futuro. Non è stato semplice nemmeno per me che poi dovevo gestire tutto questo. Quindi è un qualcosa di bello, di importante e ringrazio, ripeto, tutti, compresi voi che ci siete, parlo della mia gestione, sempre stati molto vicini, e i tifosi, perché anche stasera ha un cuore grande, che quando dico che Trieste merita altro, è tutto. Bene, allora c'è poi da sentire l'intervista in sala stampa dell'altro protagonista della salvezza, dietro la scrivania, Daniele De Ricari. Daniele De Ricari è arrivato come direttore sportivo che è riuscito a fare filtro tra società e squadra, mantenendo tranquillo l'ambiente in un momento particolarmente difficile, la seconda parte della stagione. Lo sentiamo mentre sentiamo anche altre esultanze. Ringraziare l'allenatore, ringraziare i giocatori, perché hanno dato tutto in momenti di difficoltà, si sono dimostrati molto uomini e questo è il ringraziamento più grande che io faccio a loro. Era la cosa più importante, uscire fuori da questa situazione, salvarci. Abbiamo compiuto 3 miracoli, no, 3 miracoli, e mi preme ringraziare l'allenatore con i giocatori. È stato fondamentale avere a che fare con degli uomini, aver creato un gruppo di uomini che era la cosa che più premeva, al di là dell'aspetto tecnico, che sapevamo che dovevamo compiere comunque da dicembre in poi, dovevamo compiere qualcosa di straordinario, perché le statistiche ci davano contro su ogni cosa, perché fare 12-13 punti il girone d'andata significava anche retrocedere. Qualcuno ci ha messo del suo per farci retrocedere e noi abbiamo fatto il contrario per salvarci. Ne ho viste tante nel calcio, ma mai come quest'anno. Ne ho viste veramente tante, però poi fa parte del gioco, tante cose accadono, ma non voglio colpevolizzare nessuno. È stata una stagione tribolata, oggi c'è solamente da fare gli applausi ai giocatori e all'allenatore. Perché con l'allenatore si è detto ai calciatori che noi avevamo solo un compito, quello di stare in campo e pensare alla salvezza della Triestina, perché i giocatori devono fare i professionisti, l'hanno dimostrato a più riprese in quest'anno, nonostante i momenti down di una stagione che ci sta a giocare male e giocare bene, ma siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio dentro lo spogliatoio nonostante le vicissitudini esterne. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, professionalmente parlando. Ora quello che faranno, ti dico la verità, mi interessa poco. Sono molto fedele. Parole importanti, ne parleremo ovviamente domani sera al Caffè dello Sport. Come detto ci sarà mister Tesser. Passiamo al basket, gara 1 a Brescia, non è andata bene, dominante il centro della Germani, il croato Bilan, vittoria di Brescia per 89-77, ma ovviamente solo il primo capitolo della serie playoff.
Brutto esordio ai playoff per la pallacanestro Trieste, surclassata da una Brescia in cui il totem Miro Bilan sfodera una prova da MVP con 24 punti e 10 rimbalzi. A resistere per i giuliani in una gara mai in discussione sono Brown, Candussi e in parte Jutov. Bugiarde le statistiche che portano in doppia Johnson, che nelle fasi decisive è impalpabile, mentre il nuovo arrivo Kelly, soprattutto nella prima metà gara, mostra di essere una concreta arma in più. La squadra di Christian non benissimo nemmeno il coach, che non ha proposto variazioni di sorta, soprattutto in difesa. Quando il match si metteva male, ha resistito nel primo quarto per poi crollare verticalmente nel secondo. Il problema chiave, al netto dell'intensità difensiva, è nella costruzione del gioco. Ross mette in scena la peggior partita della stagione, pare in confusione totale, mentre sia Ruzier che Valentine stringono i denti e giocano nonostante gli infortuni, ma cestisticamente parlando sono la brutta copia di se stessi. Il primo parziale decisivo è quello che chiude metà gara sul 52-40, quando alle giocate principesche del centro di Sebenico si sommano quelle di pura energia di Barnell e l'esplosività di Dow. Trieste prova a rifarsi sotto con le triple di Jutov nella ripresa, ma le palle perse e la fisicità a tutto campo dei padroni di casa la condannano ad andare sotto fino a 20 lunghezze. Candussi e Brown sono gli ultimi a mollare, ma in tutta onestà per Brescia gli ultimi 10 minuti sono pura accademia. Bisogna cambiare marcia in gara 2 per evitare che gli uomini di Poeta possano già ipotecare la serie con una doppietta. Serve la faccia e gli huevos da playoff nel primo episodio della serie, oggettivamente non pervenuti. Allora, sentiamo che il coach Jamion Christian in sala stampa dopo il match perso. The 3-game series, I mean, it's a 5-game series, best out of 5, so, we've got a lot of stuff we can get better at between now and Monday. È una sera la meglio delle 5, quindi sappiamo che abbiamo un sacco di cose in cui dobbiamo migliorare di qui a lunedì. I like some of the stuff we did tonight. Mi è piaciute alcune delle cose che abbiamo fatto questa sera. There's a lot of areas that we can get better at, but I think we can correct those in the next 48 hours. Ci sono anche ovviamente molte aree in cui possiamo migliorare, ma penso che potremo farlo nelle prossime 48 ore. No, I mean, look, he's a great one-on-one player, but he's one of the best in the league at getting other people involved. Sappiamo che è un ottimo giocatore di 1-1, però al tempo stesso è anche uno dei migliori nella Lega nel coinvolgere altre persone. He put together a great night. Lui ha fatto una grande partita questa sera. But when I look at our stat sheet, I just think we played really bad offense. Ma quando guardo il nostro foglio delle statistiche penso che abbiamo giocato molto male in attacco. So we'll continue to look at everything. We've prepared trapping, prepared not trapping. We've got it all prepared. We'll make the adjustments as we need to give ourselves a victory. Quindi continueremo a guardare le varie opzioni. Abbiamo preparato l'opzione di raddoppiare, abbiamo preparato l'opzione di non raddoppiare. Continueremo a capire qual è la migliore opzione da fare partita per partita. Yeah, something with their team is he's a really good player and he's a really dominant player. Ovviamente una cosa riguarda Brescia che Bilan è un giocatore molto importante, un giocatore dominante. Maybe the most dominant player in our league. Forse il giocatore più dominante della nostra lega. So we certainly need to do a better job one-on-one. Quindi di sicuro dobbiamo fare un miglior lavoro 1-1. But we also need our other defenders to step up on their other offensive guys, and that did not happen tonight. Però abbiamo bisogno di fare anche dei passi in avanti nell'1-1 contro gli altri giocatori e questo non è successo questa sera. Cosa deve cambiare in gara 2 al di là anche del discorso difensivo? Yeah, I'll give you a few more. I mean, we had the 17 turnovers, right? The 17 turnovers. They also had they were +9 in the free throw attempts. Ti dirò qualcosa. And they also had 5 more offensive rebounds than us. Ti darò qualche numero in più, oltre alle 17 palle perse, come hai detto tu, loro hanno avuto 9 tiri liberi in più, e lo dice come un errore nostro e non come una cosa sugli arbitri, e hanno avuto anche 5 rimbalzi offensivi in più. Once upon a time we were the best offensive rebounding team in all over Europe. Per buona parte della stagione siamo stati una delle migliori squadre a rimbalzo offensivo come percentuale in tutta Europa. So I'd like to see us get back to being who we are, physicality on the offensive glass. Quindi dobbiamo tornare a essere quel tipo di squadra come fisicità e rimbalzi in attacco. Bene, è tutto per questa edizione, ci vediamo questa sera 19:30, il TG di Tele 4.